Amici di Directa Sport, benvenuti a Santa Maria Coghinas, benvenuti a Coghinas Ovodda, gara che vale per la 22esima giornata del girone B del campionato di promozione. Alla in profondità per Rojas, sta giocando bene sulle linee Lovodda. Rojas qui prepara il traversone, riesce Mele a conquistare, poi fuori per Sedda che carica al destro e non va lontanissimo dal bersaglio grosso. Non sembrava essere in traiettoria Perez, palla che esce di poco. Eccolo il rilancio del portiere dell'Ovodda, non perfetto, ma Sed è molto bravo a cambiare completamente la traiettoria. Poi calcia anche col destro Perez. Deve metterci una mano. Occhio al corner adesso, che arriva verso il Marrakshi, poi si coordina ancora per il tiro in porta Antonio Ledda. Deve allungarsi ancora una volta Perez, che salva il risultato. Poi Mateucci ha recuperato alto e allora Radovanovic col destro! Si allunga e para Mozzo. Conclusione centrale di Predrag Radovanovic, ma grande potenza. Serve il riflesso di Mozzo, palla in corner. Nulla di fatto per l'attacco del Coghinas, Lovodda però non riesce ancora a ripartire. Anche Val che va a riprendersi questo pallone la metà campo avversaria. Poi arriva il cross verso Radovanovic. Colpo di testa che va fuori di un paio di centimetri. Ancora pericoloso il Coghinas. Virdis e Mateucci sul punto di battuta. Batte subito Mateucci. La palla è per Olmetto. È lui che mette il cross. Radovanovic in mezzo. Dukar! Da due passi sblocca la partita. Lamin Dukar è avanti il Coghinas. Segna ancora il numero 21. Tanto spazio lasciato in mezzo all'area di rigore. Ne approfitta ancora una volta Lamin Dukar. Palla perfetta di Olmetto messa al centro. Il lavoro più semplice del mondo per Predrag Radovanovic. Una torre in mezzo all'area. Colpo di testa appoggiato sul destro di Dukar, che non deve far altro che ringraziare, aprire il piattone, poggiare all'angolino. Coghinas è avanti. Mateucci mette dentro il pallone verso Seu che fa il volo! Col mancino trova un gol bellissimo! Roberto Seu! Grande palla di Mateucci dentro verso Roberto Seu, che osserva la traiettoria in discesa della palla, prepara il mancino, spara verso il secondo palo e trova un gol clamoroso. Mani nei capelli anche per Ligios. Tutti a festeggiare con Roberto Seu. Nono gol del campionato dell'ex giocatore del Valledoria. Diventa il secondo miglior marcatore dopo Mateucci del Coghinas. Ma che gol! Poi allora Seu all'inseguimento del pallone. Ancora Seu. Arriva il cross verso Mateucci. Un'altra perla. Ancora Santiago Mateucci. Gol numero 16 del campionato dell'argentino. E che gol! Prima Mateucci per Seu, poi Seu per Mateucci. Due gol bellissimi. Il Coghinas chiude la pratica 3-0. Eccolo, Virdis verso il primo palo. Messo bene fuori Bilea. Poi Piras prova a correre, Val alimenta e poi Mateucci con spazio sinistro. Ancora Santi Mateucci. 4-0 Coghinas. Un secondo tempo da mostri per i ragazzi di Congiu. Basta così però. Questa era anche l'ultima azione della partita. Finisce così la 22esima giornata del campionato di promozione. Coghinas vince ancora, vince in casa, vince 4-0.